You're working hard to put food on your family. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Ici? Oui, oui, bah, oui. So the tradition comes in here. Then this practice by Tibet, not Chinese. But this material made in China. Organization, The Prophets from the Jubilee Organization. Can I ask you both tonight what your messages are for the governments of Iran and Syria, given that you say that this is the crisis of the 21st century? Thank you all for coming. Bene. Allora, noi per saperne di più su Berlusconi, come voi sapete, quando lui era Presidente del Consiglio era inseguito da truppe di commentatori, di giornalisti che si sono sorbite valanghe di barzellette. Noi abbiamo in collegamento Paola Di Caro del Corriere della Sera, che è collegata con noi da Roma. Grazie Paola. Grazie a voi. Grazie. Buonasera. Ecco, tu hai seguito il nostro dibattito sulle barzellette di Berlusconi, sei d'accordo su quello che abbiamo detto fin qui? Ci sono delle cose da precisare? Fanno ridere soprattutto le barzellette di Berlusconi o no? Oddio, domanda difficile. Qualcuna sì, direi. Qualcun'altra anche per noi, insomma, che lo abbiamo seguito per anni e quindi le abbiamo sentite 20-25 volte, insomma, mediamente l'una, non erano proprio, insomma, che uno si sbellicava dalle risate. Io penso però che Berlusconi faccia in realtà ridere e divertire molto di più quando è spontaneo che quando racconta le barzellette. Chi lo conosce potrà dirmi se ho ragione o no, probabilmente mi darà ragione. Cioè Berlusconi nel suo essere spontaneo e nel suo chiacchierare liberamente è simpatico e spiritoso, molto di più che quando racconta le barzellette. Quanto è obbligatorio ridere alle barzellette di Berlusconi? Cioè se uno non ride quanto rischia in termini di carriera? No, tu che lo sai. Non lo so perché in genere effettivamente ridiamo, quindi è difficile dire che cosa si rischia. Ma non sai un pochino lo facciamo via, anche perché è difficile non ridere quando ti raccontano una barzelletta chiunque sia, no? Ma comunque se l'hai già sentita 25 volte, ragazzi, ci vuole un bel fegato per ridere ancora. Una volta ci siamo ribellati a una conferenza stampa di fine anno, lui ci ha detto volete che vi racconto una barzelletta, abbiamo detto tutti no. E lui? Quindi questo... E lui cosa ha detto? E lui è rimasto un po' male, poi ha detto vabbè sarà perché è tardi, avete fame, tutti a mangiare, insomma si è ripreso naturalmente con una risata. Durante i voli di Stato che tu facevi con Berlusconi, durante una barzelletta, ti è mai venuta voglia di buttarti giù? No. No, ci tengo molto. No, lo so, però vita, sei sì. stata almeno al limite? Qualche volta, insomma, soprattutto quando arrivavano dopo, perché Berlusconi non è proprio esattamente sintetico e quindi a volte... No, diciamola questa cosa perché è una cosa che forse non si sapeva, che diciamo che è prolisso, parecchio prolisso. Cioè uno un pochino, sì. Cioè va molto per le lunghe. Sì, non è proprio sintetico. Ma le barzellette le racconta bene o male, secondo te? No, secondo me non le racconta male, però il materiale... Ma non benissimo, diciamo, ma non benissimo così, comunque. Medio. Una roba media. Ma sì, ma forse anche meno che media, dai. Dai. Insomma, la prima che avete fatto sentire effettivamente non era brutta, quella della tintoria. Quelle sulla moglie invece sono tremende. Va bene, finalmente abbiamo una che le canta chiaro. Altro che Cesare Cadeo, ragazzi. Questa è una che le canta chiaro. Finalmente ci siamo arrivati. Senti Paola, tu sei a Roma, sì. Io capito lì in settimana. Sì. Tu sei sempre lì? Sempre in questo studio. C'è un agriturismo proprio a 2 passi dallo studio.
Sì. Ecco, se ti va... Lo conosco, lo conosco io, non preoccuparti. Ci diamo appuntamento lì, poi ti racconto un sacco di barzellette che Berlusconi non ti ha mai raccontato. Ecco, ne sentivo il bisogno. Oh, grazie. questo volevo sentirti dire, grazie. Ringraziamo Paola Di Caro. Allora, noi ringraziamo Paola Di Caro, avete sentito che Paola Di Caro finalmente ha detto una parola, credo, definitiva, cioè Berlusconi non sa... Dimmi. No, lo abbiamo trovato e qui c'è veramente... Allora, tenetevi forte, abbiamo uno scoop pazzesco, noi lo stiamo cercando da 3 anni, ebbene, è tutto vero, l'abbiamo qui, abbiamo trovato... Faccio fatica a dirlo perché abbiamo trovato il secondo fratello di Berlusconi, cioè il terzo Berlusconi, si chiama Pierpeppo, ragazzi è qui tra un po', allora ragazzi io vi dico è un'emozione incredibile, apriamo questo sipario perché qui dietro c'è il terzo fratello di Berlusconi, Pierpeppo Berlusconi. Pierpeppo Berlusconi! Pensate che Berlusconi era talmente invidioso dell'altezza di quest'uomo che l'ha tenuto prigioniero nelle segrete di Arcore per tanti lunghi anni assieme al fratello capelluto di Sandro Bondi nelle segrete. Grazie Pierpeppo di questa testimonianza, grazie per essere qui. Ma perché Pierpeppo, a parte l'altezza, Silvio ce l'aveva così tanto con te? Ma secondo lui io sono l'unico della famiglia che non può far politica perché non so raccontare le barzellette. Ma dai, allora smentiamo questa diceria, raccontaci una barzelletta. Sapete qual è il colmo per un sindaco? Qual è? Avere una moglie con le tette fuori dalla provincia. Ma no, il colmo per un sindaco è avere la moglie con le tette fuori dal comune, non dalla provincia. Ma perché hai detto provincia? Perché la provincia è più grande, quindi fa più ridere. Salutiamo Pierpeppo per una volta. Berlusconi aveva ragione lui. Grazie Pierpeppo, ti accomodi. Avevamo uno scoop, non potevamo mostrarvelo. È la prima volta che Pierpeppo viene in televisione. Ragazzi, io non ho parole. Berlusconi barzellettiere, dunque Berlusconi sa raccontare le barzellette. Secondo Filippo Daverio le sue barzellette sarebbero linguisticamente perfette. Difesa d'ufficio di Berlusconi affidata a Cesare Cadeo, bocciatura sonora di Berlusconi come raccontatore di barzellette da parte di Gena Gnocchi. L'inviata del Corriere della Sera Paola Di Caro dice di aver sentito raccontare da Berlusconi le stesse barzellette per più di 20-25 volte e solo per questo lei non ha sempre e comunque riso. Artù ci ha abituati agli scoop, in questo caso lo scoop è la rivelazione di un terzo Berlusconi, un fratello di Berlusconi oltre a Paolo, alto 2,06 m, tenuto nascosto tutti questi anni, non si sa perché. Qui dietro le quinte qualcuno non esclude che possa intervenire telefonicamente l'ex premier. Bene, riprendiamo la trasmissione, c'è una grande voglia, io credo, c'è una grande voglia di ricambio, c'è una grande voglia di cercare delle facce nuove nel settore dello spettacolo, ma in tutti i settori. Quindi noi ci impegniamo come Artù con questa rubrica a cercare dei volti nuovi. Questa rubrica che è? Chi è dei tre? Bene. Entriamo nel mondo del cinema, i grandi attori non ci sono più e noi abbiamo selezionato tra 7.942.000 italiani chi di questi tre può essere un nuovo grande attore. Bene, noi oggi sceglieremo il nuovo John Wayne. Apriamo lo schermo. Allora, per votare abbiamo 3 possibili John Wayne.
per votare il John Wayne numero 1, numero di telefono 0041001. Si giri il primo John Wayne. Se volete votare John Wayne 2 mandate il vostro sms al numero 0041002. Il secondo John Wayne, si giri. John Wayne numero 4, numero 0041003, il terzo John Wayne. Facciamoli vedere ancora un attimo, votate con cognizione di causa. Sono i 3 nuovi John Wayne, uno di loro diventerà John Wayne. Grazie mille, chiudiamo il sipario. So che Nara ha una notizia. Nara, credo che tu abbia una notizia piuttosto importante. Che notizia è? Allora, praticamente parla di prima casa di appuntamenti per sole donne. Aperta a Valencia, in Spagna, da Barbara, ex prostituta di 35 anni. Promessi ottimi servigi e massima discrezione. Per aggirare la legge, i gigolò pagheranno solo l'affitto dei locali alla maîtresse. Allora, prima di affrontare questo tema, che per me è importante, vediamo questa scheda sull'argomento gigolò. Il rapporto Istat del 2006 ha stabilito che in Italia lavorano circa 15.000 gigolò professionisti, che il 78% dei gigolò si chiama Tony e che in tutta Italia esiste un solo gigolò con i peli e lavora ad Alghero. Alla domanda perché fai il gigolò, le risposte sono state: perché mi piace fare sesso con tutte le donne, 25%, per guadagnare soldi facili, 74%. Per guadagnare soldi facili, aprire il billionaire e sposarsi con la Gregoracci, 1%. Secondo un'inchiesta dell'Istituto Italiano di Sessuologia, tra le donne che ricorrono ai gigolò ci sono 1.100.000 donne sposate. Per capire questo dato bisogna considerare la frequenza dei rapporti sessuali delle donne sposate in Italia. Durante il primo anno di matrimonio, un rapporto ogni 2 giorni. Dal secondo anno di matrimonio, un rapporto alla settimana. Dal quinto anno di matrimonio in poi, 35 rapporti alla settimana, precisamente la settimana di Ferragosto, in vacanza da sole, a Cuba. Considerato che i divorzi negli ultimi 30 anni sono aumentati del 74% e i matrimoni sono diminuiti del 45%, si calcola che tra 10 anni in Italia si sposeranno solo i parenti di Clemente Mastella, tra di loro. Insomma, il matrimonio è in crisi, le spese di convivenza matrimoniale sono aumentate di 1,5 volte. La domanda allora è inevitabile: costa di più pagarsi un bel